L'atteggiamento di un politico rispetto alla realtà prescinde poi da valutazioni che alcuni ritengono xenofobe, razziste, insomma, no? C'è sempre questa accusa che poi, devo dire, in base ai dati sull'integrazione degli immigrati, per esempio nella Marca trevigiana, fanno escludere qualsiasi tipo di discriminazione. No, diciamo che la Marca trevigiana deve essere presa come esempio di integrazione perché a livello nazionale è ritenuta l'esempio di integrazione, nonostante i nostri detrattori dicono che noi trattiamo male gli immigrati. A me fa piacere, scusate, che il mio vicino di casa si sia fatto intervistare a mia insaputa, è un albanese, è venuto qui da clandestino, si è regolarizzato, non come qualche altro clandestino che lavora per i campi e dice che è impossibile regolarizzarsi, si è regolarizzato, ha avuto un bambino, la moglie è rimasta ancora incinta, ha avuto 3 gemelline, si è comprato l'appartamento e lavora in un'azienda di carpenteria metallica. Questo è il modello, ma questo è quello che noi dobbiamo dire, cioè il fatto che dove c'è la Lega, dove ci siamo noi, non si è fatta ghettizzazione.